e già Di Raffaele a chiamare time out. Zanelli sotto per Perkins, prima sfida con Watt ma lui allarga per Gaspardo, bomba, ed eccolo qua il time out precedentemente avvisato da De Raffaele, ancora più lontano di prima. Il tiro di Harrison, rimbalzo Reyer, Cerella, tutto lo spazio del mondo per la tripla, si sblocca la Reyer, tripla di Bruno Cerella e Brooks tira. Difficile pensare che i piccoli vadano così tanto a rimbalzo. Intanto anche Stefano Tonut, Harrison ancora da casa sua, D'Angelo Harrison più 11. De Nicolao, mismatch in difesa contro Gentile che allora prova ad attaccare sul fondo, a penetrazione, bello il servizio per Perkins che si alza dalla media, devastante un Happy Casa che è arrivata con la faccia cattiva per vincere questa partita. Penetrazione di Tonut dall'altra parte, Visconti, dai e vai, Stone Mazzola, poi Watt va da De Nicolao sul perimetro, a spazio De Nicolao si prende l'arresto di tiro e lo manda a bersaglio. Il sistema la difesa brindisina, prova a giocare l'1 contro 1 contro Gentile, non trova spazio, va poi da Watt, bella la virata sul fondo, l'appoggio al vetro, Mitchell Watt, rimbalzo di Gentile che rallenta, gran palla di Gentile per Nick Perkins che va a inchiodare nel recupero della difesa in maglia bianca. Zanelli va da Gentile, palla dentro per Perkins e altra schiacciata, l'avevamo chiamata prima, eccola qua, che giocata, meno male che l'abbiamo rivista dalla rimessa. Cerella, spazio dall'arco, stavolta non si prende il tiro, stessa finta di prima, Tonut fino in fondo, aiutato dal ferro, ancora Stefano Tonut. Visconti prova l'anticipo Tonut, Visconti lo lascia dietro, lo batte, allora prova ad andare fino in fondo, Visconti, canestrone di Ricky Visconti. Tonut, si va sempre da lui, step back da 3 punti, Stefano Tonut, e sono 20 con gli ultimi possessi decisivi. Gentile si gioca l'1 contro 1 su Cerella, mamma mia, tiro in allontanamento di Ale Gentile che raggiunge la sua doppia per Theodore, 40 secondi per chiudere forse questo match. Theodore 1 contro 1 va fino al ferro, parità a quota 72 da Gaspardo che aspetta i tagli, non arrivano, riesce a tenere la palla, poi Zanelli, Harrison, questa deve prendersela e la manda a bersaglio D'Angelo Harrison, niente da fare, rimessa a Reyer. Tonut prova a rispondere alla bomba di Harrison e così fa Stefano Tonut, poi torna da De Nicolao che torna a sua volta da Tonut, i palloni passano sempre dal 7 in maglia granata. De Nicolao da 3 punti, arriva la risposta dopo la palla persa di prima. 22 secondi poi per Brindisi per trovare un altro tiro, fa 2 su 2, ora time out ovviamente chiamato da Sale Gaspardo per il blocco ma non riceve. Harrison prova a inventare da 3 punti, la palla che entra ed esce, il rimbalzo di Stone e la Reyer che porta a casa la vittoria con un finale incredibile.